Criticatissimo ma votatissimo, divisivo ma amato dai suoi seguaci. Roberto Vannacci è la figura politica che più ha scombussolato gli animi in campo politico negli ultimi anni. Vannacci è atteso questo giovedì 4 settembre alle 19 alla festa della Lega di Oppeano, ma l'accoglienza del presidente del Veneto Luca Zaia non sembra essere calorosa. Il presidente Vannacci tornava a ventilare l'ipotesi della sua presenza alle regionali, sarebbe un valore aggiunto per la Lega. Prego? Vannacci. Se fa il leghista sì. Grazie. Vannacci intanto, con il ruolo di vice segretario federale del partito e il successo del movimento Mondo al Contrario, sente di avere le spalle larghe. Conto di portare un po' di Bruxelles proprio a Verona, in Veneto, dove qualcuno dice che Vannacci non piace, ma io ricordo a tutti che in Veneto Vannacci alle ultime europee ha preso 72.000 voti, che sono circa il quadruplo del secondo candidato della Lega che mi ha seguito nelle liste elettorali. Quindi, come dire, prima di esprimere dei giudizi bisogna informarsi. Con 20.000 preferenze alle europee, a seguirlo era proprio Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona. A Bruxelles stiamo collaborando bene, per cui credo che un partito grande, un partito come la Lega in grado di dare voce a diverse sensibilità abbia bisogno di profili il più variegato possibile.